Buongiorno, un saluto anche da parte della segreteria regionale del Partito Democratico, un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che hanno organizzato questo incontro. Permettetemi di iniziare con la cosa che credo sia più rilevante, che è stata toccata anche da Lucio nell'intervento iniziale. Dobbiamo iniziare a interpretare le dinamiche del turismo, e l'abbiamo detto con i dati, come una vera e propria industria. E quindi non pensare che il turismo sia un episodio, sia una situazione da gestire in maniera singolare, sia un concetto della vita del nostro paese che non deve essere legato alle dinamiche di tutto quello che vogliamo del territorio. Perché dentro il concetto di industria del turismo, cioè di un fattore rilevante rispetto all'economia del paese, c'è anche l'attenzione che bisogna mettere a questo settore. In particolar modo nel Veneto, visto che questo settore in Veneto è, come abbiamo detto, uno dei settori che fanno un pezzo importante dell'economia. Allora, quando iniziamo a discutere, e dentro la riforma, no, che stiamo facendo con il governo, c'è tutto questo concetto, questa nuova interpretazione del turismo, allora quando parliamo di turismo non possiamo mai dimenticarci che in un Stato, in un paese come quello dell'Italia, in cui la bellezza e l'aspetto unico dei nostri paesaggi è un fattore fondamentale, dobbiamo investire nel sistema paese perché il turismo diventi sempre di più un fattore rilevante per il rilancio dell'economia del paese. Allora dobbiamo pensare al turismo, e lo dico così, non entro nel merito dei provvedimenti perché chi viene dopo di me sarà sicuramente più attento alle dinamiche dell'aspetto legislativo. Dobbiamo legare quindi il turismo al nostro paesaggio, alla bellezza dei nostri luoghi, a come dotiamo questi territori delle infrastrutture necessarie, a come facciamo le infrastrutture, perché non siano solo funzionali, ma siano anche belle ed accoglienti, perché se il patrimonio primo nostro è il paesaggio, dobbiamo stare attenti che questo paesaggio venga sempre rivalutato anche nel momento in cui lo rendiamo più ricco di infrastrutture. Dico questo perché da questo nasce il concetto per cui nella riforma del Senato, nel 117, le funzioni fondamentali, quelle comuni, come viene definito nell'articolo, tornano a essere allo Stato, perché non perché si vogliano spogliare i territori di competenze e di capacità organizzativa, tutt'altro, è esattamente il contrario, perché si vuole avere un coordinamento nazionale rispetto alle dinamiche del turismo, in modo che questo diventa centrale come un pezzo, come è per tanti pezzi dell'economia industriale di questo nostro paese. E anche dentro la riforma, insomma, che dopo Stefano tratterà, c'è molto di questo approccio culturale al turismo, che diventa, come dicevo, un aspetto fondamentale. Allora, avere qui, lo dico perché insomma ho contribuito a portarlo, Stefano Ceci, che è consigliere del Ministro e che è un tecnico, mette ancora di più e sottolinea questo, cioè il fatto che per fare bene il turismo bisogna gestire in maniera professionale il paese, dico io, non solo il turismo, il paese intero. Le dinamiche del turismo non sono legate solo all'albergo o al ristorante, sono legate alla capacità di accoglienza che ha un territorio. E un pezzo importante di tutte le riforme che stiamo facendo a Roma è dentro questo concetto, quello di riqualificare la bellezza dell'Italia, l'ospitalità dell'Italia, per mettere al centro, ripeto, la capacità di accogliere persone che verranno oggi, verranno domani. E quando parlo di Venezia, visto che siamo qui, di Chioggia, della laguna in generale, verranno a prescindere dagli uomini, perché sono ambienti di straordinaria bellezza, no? Come le Dolomiti o il lago o le città d'arte, che ci verranno a prescindere. Ecco, il compito degli uomini è quello di renderle accoglienti, infrastrutturate e di rendere un sistema competitivo, questa è la sintesi. E in questo senso l'aspetto del territorio e quindi l'attività del Consiglio regionale è di straordinaria importanza, ovviamente, perché c'è una strategia nazionale, ma c'è poi gioco forza, un territorio che deve sapere riorganizzarsi, no? E quindi rendere fruibili nella pratica tutto quello che abbiamo detto in precedenza. In questo senso credo che il contributo del nostro partito e del nostro gruppo sia rilevante rispetto a quello che è stato scritto. In tanti dei provvedimenti di questa giunta regionale, se non ci fosse l'apporto del Partito Democratico, non ne vedremo la luce. No? Prima Tiozzo parlava di un'attività del Consiglio assopita negli ultimi 3 mesi. Insomma, in tanti pezzi di questa legislatura, se non ci fosse stato, lo dico, un apporto incisivo del Partito Democratico, probabilmente sarebbe stata assopita per qualche mese in più, diciamola così.
Allora in questo senso noi oggi con questa riunione, con questi incontri, mettiamo anche a disposizione le energie e le forze del partito per raccogliere le idee, i suggerimenti, soprattutto per integrare giocoforza quello che stiamo facendo a Roma con l'azione sul territorio, perché è chiaro che oggi stiamo cambiando il Senato, abbiamo cambiato le province in aree vaste, cambieremo tante leggi che riformeranno insomma dal mercato del lavoro, che non è indifferente ovviamente alle dinamiche del turismo, no? Per quello dicevo la visione complessiva. Ecco, allora noi dobbiamo avere la capacità di intercettare questo cambiamento e questo nuovo approccio che lo Stato ha rispetto al futuro del Paese in senso generale e trasformarlo nel turismo, nella capacità di organizzarci come veneti. E io credo che su questo ci sia una delle scommesse del Veneto del futuro, una delle più importanti scommesse del Veneto del futuro. E credo che su questo ci potrà essere anche un pezzo della crescita del nostro territorio, un pezzo importante della crescita, perché è banale, lo abbiamo detto tutti, ma è chiaro che le bellezze del Veneto, come quelle italiane, non si possono delocalizzare, è stato già detto, quindi il compito nostro è quello di renderle fruibili. Mi accontenterei di arrivare lì. Io non mi dilungo di più perché credo che sia interessante sfruttare, uso questo termine, gli autorevoli interventi che seguiranno. Però permettetemi di sottolineare ancora una volta insomma, che se c'è una parte che ha voglia di confrontarsi con gli operatori, lo dico ai tanti che sono in sala, siamo noi. Insomma, noi non credo che nessuno in questo Paese possa avere in tasca la ricetta magica, sicuramente deve avere in tasca la capacità di analizzare la situazione e di confrontarsi con gli operatori, in questo caso con quelli del turismo. Noi questa ce l'abbiamo tutta. Ringrazio ovviamente Stefano, perché l'ho conosciuto nell'attività di costruzione della norma, che ricordo a tutti è stata una norma votata da tutti in Parlamento, caso strano anche questo, per questo Parlamento, per dire della bontà del lavoro ovviamente del Ministro Franceschini, ma anche di un pool di tecnici che ha lavorato in maniera scientifica, posso dire, sul provvedimento. E chiudo e mi scuso perché dovrò andare, proprio perché siamo un partito stanco, che non fa tante attività, no? Ho un'altra serie di attività legate alla scuola, perché presentiamo oggi in Veneto un ciclo di incontri di ascolto che ha lanciato il nostro Premier, no? Sulla buona scuola in Italia, e anche questo, tema della formazione, dell'università, della conoscenza e anche della formazione in accoglienza, come vedete è un tema anche questo legato alle dinamiche dell'accoglienza e del turismo e non è per nulla scollegato. Quindi io vi auguro buon lavoro e ringrazio tutti quelli che hanno organizzato, però mi attendo che poi ci diamo una mano, perché credo che oggi, come quasi sempre nei momenti di grande cambiamento del Paese, per farlo questo cambiamento non c'è bisogno dell'individualità ma di un lavoro collegiale, e anche in Veneto credo che ci sia la necessità di questo lavoro collegiale per interpretare al meglio le riforme nazionali, declinarle nel nostro Veneto e far sì che da prima regione d'Italia diventiamo anche quel motore per l'assetto turistico nazionale. Grazie a tutti e buon lavoro e buona giornata.